70.000 euro, questa è la cifra che si dovrà sborsare se si vuole accedere agli atti dell'inchiesta della Procura di Vicenza sul crack di Banca Popolare di Vicenza. Una cifra enorme per i tanti risparmiatori già beffati dalla banca e poi del cosiddetto salvataggio e che oggi praticamente in mano hanno un pugno di mosche. Le associazioni che raccolgono i risparmiatori hanno scelto l'unica strada per loro percorribile, ovvero hanno deciso di dividere tra loro la spesa, ma i soldi sono tanti, troppi, e per questo si sono rivolti alla Regione Veneto chiedendo un contributo, visto peraltro che la Regione stessa per seguire la vicenda ha provveduto ad un fondo straordinario stanziando 500.000 euro. Documenti, spiega il Movimento Difesa del Cittadino, che sono indispensabili ai fini della tutela dei diritti dei cittadini che si reputano truffati. Il presidente Zaia non fa promesse al riguardo, ma certo è impossibile dimenticarsi di loro. Non posso non dimenticare che abbiamo 205.000 azionisti che hanno perso tutto. 205.000 azionisti che hanno perso tutto. Trovo scandaloso che non si aiutino gli azionisti, che io chiamerei risparmiatori, che riescono a dimostrare che non facevano i trader di borsa ma avevano comprato solo le azioni della banca. Mentre le associazioni che tutelano gli azionisti devono fare i conti con le questioni legali, ormai il futuro, ovvero Banca Intesa San Paolo, avanza a grandi passi. Un passaggio che deve fare i conti con un Veneto o un Vicentino che sconta una perdita finanziaria, economica e di competitività. Sul tavolo c'è tutta la partita dei fidi alle aziende e al riguardo il presidente del Veneto Luca Zaia è chiaro. Dovremmo confrontarci seriamente con il dottor Messina per capire su questa partita, siamo al territorio di 600.000 imprese, di 150 miliardi di PIL all'anno. Intanto anche il sopravvento di Banca Intesa è più che evidente con il cambio di insegne. Dall'altro se ne va anche una perdita identitaria.